Grazie. Dunque, diversamente da quanto accaduto per altri contesti, uno studio complessivo sulla politica di tutela del patrimonio archeologico e artistico promossa dalle autorità napoleoniche a Roma non è stata ancora scritta, conseguenza di un più generale disinteresse per le vicende culturali e artistiche della città nel quinquennio che va dal 1809 al 1814. Dunque tra la prima e la seconda restaurazione pontificia, dopo l'esperienza repubblicana. In quel quinquennio Roma fu seconda capitale dell'impero, oltre che capitale del Dipartimento del Tevere, svincolata dal governo ecclesiastico con il Papa in esilio, prima a Savona e poi a Fontainebleau. Si tratta di un disinteresse che ha una ragione, ovvero la breve durata di quell'esperienza che tende a scomparire di fronte alla secolare storia del papato e un disinteresse che ha radici lontane negli anni della Restaurazione, quando la classe dirigente vaticana si adopera per rimuovere il ricordo dell'occupazione francese e contemporaneamente per demonizzare tout court l'operato degli emissari di Napoleone. Gli scritti degli storici della cultura e delle istituzioni di ambito vaticano, in primis Erasmo Pistolesi, Gaetano Moroni, autori di opere celebri e monumentali, in particolare il Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, è edito in 103 volumi tra il 1840 e il 1861. Questi storici trascurano ogni riferimento alle iniziative napoleoniche e le sovrappongono e confondono programmaticamente con quelle notoriamente discusse di età giacobina. Ancora all'inizio del Novecento, in un momento in Italia favorevole alla messa in discussione del primato pontificio dopo l'unità nazionale, la descrizione degli anni napoleonici passa per espressioni del tipo, cito, scompiglio di cose e di uomini, con giudizi sui tesori di pittura e scultura considerati tutti complessivamente trasportati a Parigi. L'orientamento non è cambiato successivamente, con l'affermarsi alla fine degli anni 70 del Novecento delle indagini specifiche sulla tutela e la conservazione del patrimonio in età moderna. Le figure di alcuni pontefici, in particolare quelle di Clemente XI, Benedetto XIV, Clemente XIV, Pio VI, Pio VII, sembrano aver assorbito interamente le attenzioni degli studiosi. Occupano uno spazio privilegiato, per esempio, negli scritti di Andrea Emiliani, sui quali generazioni di storici dell'arte in Italia si sono formati e continuano a formarsi. Solo in tempi molto recenti gli studi, riandando alle fonti letterarie, alle cronache del tempo e procedendo con lo spoglio del materiale d'archivio non solo romano, fondamentali si sono rivelati i fondi conservati presso gli archivi nazionali di Francia, hanno fatto passi avanti con risultati davvero sorprendenti. È emerso un quadro della politica di tutela francese a Roma negli anni dell'impero, ben diverso da quello delineato dalla storiografia otto-novecentesca. Walter Curzi ha per primo individuato, negli anni tra il 2003 e il 2004, elementi di continuità con la cultura della conservazione pontificia e ha attribuito un valore tutt'altro che regressivo agli elementi di discontinuità. Ha raccontato il periodo come un momento di messa a punto del concetto di patrimonio culturale, elemento identitario da salvaguardare e proteggere a vantaggio della collettività. Un'epoca che, come ha scritto recentemente Roberto Balzani, ha favorito, cito, la ridefinizione della vocazione archeologica e antiquaria di Roma, al di là e oltre le requisizioni. La mia ricerca di dottorato, che ho portato a termine nel 2007, ha poi avallato questa ricostruzione, riconoscendo in particolare alle autorità napoleoniche il merito di una politica museale riformista. Si può dunque parlare di una vera e propria controstoria messa a punto negli ultimi anni, della quale cerchiamo in questo breve tempo di svelare alcuni caratteri. Dunque, con l'intenzione di rimuovere il ricordo dell'esperienza giacobina, e in particolare delle confische del 1798-99 di cui abbiamo ampiamente parlato, Napoleone nel 1809 invia a Roma funzionari illuminati di formazione moderata e di fede cattolica.
Joseph de Gerandot fu l'arbitro della politica per le antichità e le arti fino al dicembre del 1810, quando passò il testimone a Martial Daroux, fratello del più noto Pierre, direttore del potente ministero della Casa Imperiale. Accanto a loro Camille de Tournon, prefetto austero e non banale analista della realtà socio-economica dei territori ex pontifici, e François Sestiaux-Miollis, governatore collezionista con una lunga esperienza in Italia alle spalle e una cultura classica non esigua. Dunque, de Gerandot è la figura centrale nel primo anno e mezzo di governo. È un funzionario che ha ottimi rapporti con la comunità artistica romana, con Canova in particolare, dal quale riceve in dono i gessi dei bassorilievi con la carità che istruisce e la carità che distribuisce elemosine, oggi conservate al Musée de Dijon. Fu il privilegiato referente dell'Accademia di San Luca, favorì il coinvolgimento di pittori, scultori e architetti nell'amministrazione delle arti, rifondò l'Accademia di Archeologia, facendone redigere a Giuseppe Antonio Guattani, uno degli intellettuali più significativi della Roma di quegli anni, gli statuti. Siamo nel 1811, statuti dell'Accademia di Archeologia che sono un accorato appello alla salvaguardia della complessa identità storico-culturale di Roma. Quando de Gerandot partì, lasciò un ottimo ricordo di sé se Madame Récamier, di rado tenera con i ministri di Napoleone, ammette di non conoscere persona a Roma che non abbia di lui impressioni lusinghiere. Dunque, al di fuori della violenta disputa con il precedente governo pontificio, difendendo anzi i fondamenti della cultura di tutela che quel governo pontificio aveva portato avanti, le nuove autorità procedettero al varo di una struttura amministrativa complessa, più complessa di quella pontificia, garante dei principi protezionistici, alla quale furono chiamati a concorrere intellettuali, eruditi e artisti già al servizio di Pio VII. Ai primissimi giorni di governo risale l'istituzione di due importanti commissioni, una preposta alla vigilanza sulle esportazioni e sugli scavi, presieduta niente meno che da Carlo Fea, il commissario delle antichità di Pio VII, il redattore dell'editto Doria Pamphili, l'altra incaricata della conservazione e del restauro dei beni mobili e immobili di pubblica proprietà, comprese le antichità. Due commissioni, una si chiama Commissione delle Antichità e Belle Arti, l'altra si chiama Commissione dei Monumenti. Questa seconda commissione ha addirittura Canova e altri artisti dello stretto entourage di Papa Chiaramonti tra i membri. Due commissioni poi confluite in una sola, che assorbono i compiti delle istituzioni pontificie di prima restaurazione, prospettando inoltre nuovi importanti fronti di attività, quali la sistematica catalogazione del patrimonio monumentale della città e del dipartimento, con il fine di programmare restauri e manutenzioni. Quanto alla definizione di una legislazione specifica sulle esportazioni e sugli scavi, il particolare status della città, stratificata, millenaria, disseminata di testimonianze artistiche di tutte le epoche, indusse le autorità napoleoniche a prescindere dai regolamenti elaborati oltralpe e a conformare le nuove disposizioni agli editti pontifici, in particolare all'editto Doria Pamphili. La liberalizzazione dei mercati, la riduzione della pressione fiscale sulle esportazioni, l'impoverimento delle famiglie aristocratiche romane, spinte a vendere i propri tesori per riparare ai dissesti finanziari, incrementarono infatti a tal punto il rischio di un'emorragia di opere da convincere de Gerandot della necessità di una legislazione protezionistica. Egli parlò alla consulta e disse: se dunque Roma deve essere un grande museo, una grande scuola, il santuario dello studio per tutto ciò che interessa la conoscenza dell'antichità, è indispensabile trattenere nel suo seno gli elementi necessari a questo stesso studio.
Un giudizio che, ricalcando quanto sostenuto da Catremer de Cancy e dai suoi epigoni, Canova compreso, interpretava il patrimonio artistico capitolino come un sistema complesso di oggetti inamovibili, tasselli di un quadro che non si sarebbe potuto violare senza rovinare l'effetto d'insieme. Anche a riguardo degli scavi archeologici in corso, potenziati come noto in quegli anni, il ministro scelse di ribadire gli assunti dell'editto Doria Pamphili del 1802, insistendo sull'obbligo della licenza, sulla superiorità delle prerogative statali su quelle particolari, sul diritto di prelazione. Che l'organizzazione messa in piedi dal ministro de Gerandot abbia garantito il rispetto degli assunti protezionistici è dimostrato dalle note e dalle memorie degli eruditi e degli artisti romani protagonisti di quegli anni, artisti spesso non legati, almeno da un punto di vista ideologico, al nuovo governo. Una nota di Fea sulle antichità estratte con licenza nel 1810, in piena governo napoleonico, certifica per esempio la pressoché totale paralisi dei traffici verso l'esterno. Un rapporto dell'assessore per la pittura e i mosaici Stefano Piale, redatto nel 1818, segnala in età imperiale il frequente ricorso alla negazione della licenza. Inoltre Fea e il direttore del Museo Vaticano, Antonio D'Este, segnalano in più occasioni durante la restaurazione, in alcune memorie, in alcuni scritti, la ferma opposizione delle autorità francesi all'estrazione da Roma del celebre Fauno Barberini, oggetto del desiderio di Ludovico di Baviera, esportato infine con grande riprovazione dell'opinione pubblica nel 1821 in piena restaurazione. L'emorragia di opere caratterizzante il decennio 1798-1808, quindi il decennio precedente l'occupazione imperiale, con la migrazione a Parigi dei migliori pezzi delle collezioni Giustiniani e Borghese, con la dispersione del Museo Gabino e più in generale con il ridimensionamento di decine di collezioni private, subisce un temporaneo arresto. Può affermarsi certamente che il controllo sulle esportazioni fu più rigido nel periodo di dominazione napoleonica che nel decennio precedente, con il severo editto Doria Pamphili in vigore. Quello fu, come noto, il tempo, l'abbiamo detto anche stamattina in precedenza, il tempo della massima diffusione degli artisti, restauratori, antiquari, impegnati a comprare antichità a poco prezzo per rivenderle maggiorate sulle piazze estere. I loro nomi sono noti: Vincenzo Pacetti, Pietro Camuccini, Robert Fagan, Friedrich Müller, per citarne alcuni. Certo è che causa dell'irrigidimento delle norme sulle esportazioni fu anche l'avvenuta stabilizzazione dell'assetto del Musée Napoléon, il quale intorno al 1810 raggiunge una configurazione compiuta e una completezza di esposizione mai viste. Anche le esigenze ormai ridotte del Museo Universale contribuiscono alla definizione del nuovo corso della politica di tutela francese a Roma. Nel quadro delle politiche per la conservazione del patrimonio, l'ambito nel quale si possono riconoscere più elementi di discontinuità, di rottura con la tradizione pontificia, è quello museale, dove si assiste al netto superamento dei modelli organizzativi e allestitivi d'Ancien Régime, con una decisa proiezione in avanti. Il titolo del libro che sto scrivendo sull'argomento, e che appunto è tratto dalla tesi di dottorato, conterrà l'espressione proprio "le spalle al Settecento", a sottolineare il transito, l'approdo dell'istituzione museo alla modernità del XIX secolo. Dunque, come è noto, alla vigilia dell'occupazione francese esistono a Roma due complessi museali di rilevanza internazionale, li abbiamo visti poco fa, entrambi frutto della cultura illuminista del XVIII secolo, aperti all'eterogeneo pubblico degli artisti, degli eruditi e dei viaggiatori. I due musei sono il Museo Capitolino,
che comprende una galleria di antichità, il Museo Capitolino vero e proprio, una pinacoteca e che comprende anche l'appartamento di rappresentanza della magistratura capitolina al primo piano del Palazzo dei Conservatori, e l'altro museo è il Museo Vaticano, che comprende alla data 1809 3 gallerie di antichità, il Museo Pio Clementino, il Museo Lapidario e il Museo Chiaramonti, oltre agli appartamenti e ai luoghi di rappresentanza dei pontefici del Rinascimento, in particolare le stanze di Raffaello e la Cappella Sistina. Le collezioni custodite all'interno di questi 2 complessi museali erano state acquisite dai pontefici per impedirne la vendita ad acquirenti stranieri, come diceva proprio poco fa la collega, con il fine cioè di salvaguardare la memoria storica della città, la sua vocazione turistica e di tutelare gli studi antiquari e la formazione artistica. Nonostante le gravi perdite subite nel 1798, il Museo Vaticano e il Museo Capitolino che avevano sostituito i capolavori di scultura migrati a Parigi, il Laocoonte, l'Apollo del Belvedere e le altre sculture sostituite con calchi in gesso di ottima qualità, i musei sono appunto nel 1809, intorno a quell'anno, rimangono le mete obbligate del turismo internazionale e conservano il ruolo di luoghi di massima rappresentanza del potere pontificio e della cultura della conservazione da esso promossa. Ebbene, a partire dal maggio del 1811, con l'insediamento a Roma di Martial Darou, intendente dei beni della corona, il sistema museale viene sottoposto ad una complessiva riforma che ne adegua il modello di funzionamento a quello vigente nella capitale dell'impero e nelle città satelliti. Le trasformazioni investono sia il Museo Capitolino sia il Museo Vaticano e riguardano tutti gli elementi costitutivi la loro struttura, vale a dire il pubblico, il personale, gli spazi e le collezioni. Primariamente, le autorità imperiali si preoccupano di sancire in via definitiva il carattere pubblico delle raccolte, fino a quel momento aperte sì al pubblico degli artisti e dei curiosi, senza tuttavia la garanzia dell'ingresso libero e gratuito. La classe dirigente pontificia, rimasta piuttosto estranea al dibattito sulla funzione educativa e civica dell'arte, aveva infatti provveduto solo parzialmente a tradurre in pratica le istanze di democratizzazione della cultura maturate in seno al pensiero illuminista. Tra la metà del Settecento e il primo decennio dell'Ottocento non mancano testimonianze di viaggiatori ed eruditi che lamentano la chiusura dei portoni d'ingresso o che denunciano la sfrontatezza del personale di custodia nel pretendere la mancia dai visitatori. Luigi Lanzi rileva l'impossibilità a Roma, diversamente da Firenze, cito, di fare una passeggiata per una bella galleria senza mettere mano alla borsa. Joseph Forsyth, viaggiatore inglese a Roma nel 1802, non può non rilevare la contrarietà di una simile usanza ai principi illuministi dell'istruzione e del godimento pubblico. Scrivendo nelle sue memorie di viaggio, cito ancora, si paga per l'ingresso al Papa, ai cardinali e a tutte le antichità. Dunque a tali pesanti disservizi rimedia il regolamento di frequentazione delle sale del maggio 1811, a firma congiunta Darou-Canova, certificante la quotidiana apertura e il divieto di elargire e riscuotere mance. Si tratta del primo regolamento dei musei romani al quale si adeguano i successivi regolamenti pontifici a partire da quello del 1816. Un regolamento dunque che fa epoca e che costituisce uno spartiacque, almeno da un punto di vista teorico, tra l'interpretazione pre-rivoluzionaria e post-rivoluzionaria dello spazio museo a Roma, spazio di élite e della formazione artistica prima, spazio dell'intera cittadinanza poi. Al varo del regolamento sono connessi i provvedimenti riguardanti il personale di custodia.
che vanno anche in questo caso in direzione di un superamento del modello organizzativo settecentesco, centrato sulla concentrazione delle molteplici incombenze, accoglienza, sorveglianza, assistenza, pulizia, sulle spalle di un unico custode, necessariamente inadeguato. L'introduzione della figura del portiere in particolare pone fine alla deprecata pratica dell'attesa forzata al cancello d'ingresso, mentre l'impiego dei guardiani e degli addetti alle pulizie garantisce il decoro e la sicurezza dei locali, si ricordi, frequentati da un gran numero di artisti in formazione e quindi piuttosto in pericolo nel corso delle lunghe giornate di lavoro. Si tratta di cambiamenti che comportano la messa in discussione delle vecchie gerarchie di potere e che definiscono una struttura organizzativa di tipo piramidale all'interno della quale ogni membro è chiamato al rispetto delle competenze altrui. Sottoposti alla potestà del direttore dei musei imperiali, che è Antonio Canova, i conservatori del Vaticano e del Campidoglio, Antonio d'Este e Agostino Tofanelli, sono investiti dell'autorità sui viceconservatori, i loro figli, a loro volta assunti con la clausola che i guardiani e gli addetti alle pulizie del museo gli obbediscano. Guardiani e addetti alle pulizie, sottoposti pure ad un sorvegliante autorizzato a procedere in caso di necessità ad ammonimenti e denunce. Si tratta di un'organizzazione modellata con ovvi limiti su quella del Musée Napoléon, un'organizzazione razionale centrata sulla specificità dei compiti che Canova si troverà a difendere tenacemente di fronte alle autorità restaurate, come un lungo scritto del dicembre 1814, conservato all'Archivio Storico dei Musei Vaticani, dimostra. Quanto agli spazi espositivi, gli spazi furono oggetto di una campagna di manutenzione straordinaria e soprattutto di un piano di ampliamento che raggiunse esiti del tutto compiuti in Vaticano e solo parziali in Campidoglio. La collaborazione tra le autorità francesi e gli artisti romani investiti di compiti istituzionali riuscì anche in questo caso. Daru, l'intendente, garantì la copertura finanziaria degli interventi, Canova, il direttore, suggerì le soluzioni, Raffaele Stern, l'architetto dei palazzi imperiali, stese i progetti esecutivi, i due conservatori, d'Este e Tofanelli, vigilarono sulle operazioni. Venne favorita in generale la musealizzazione di spazi e gallerie inutilizzate, sottoutilizzate o abbandonate al degrado. In Vaticano, dove gli spazi inutilizzati erano quasi equivalenti per estensione a quelli utilizzati e aperti, vennero riaperte le sale che erano state la Pinacoteca di Pio VI, odierna Galleria degli Arazzi, e la Galleria delle Carte Geografiche, che si trovarono ad accogliere sculture monumentali e di piccole dimensioni, fregi, vasi, maschere e frammenti architettonici, antichità comunque, esposti secondo criteri di simmetria e corrispondenza tipologica. Opere per lo più di seconda e terza grandezza, estranee al novero dei capolavori e capaci di raccontare piuttosto l'evoluzione degli stili e delle iconografie, secondo le istanze museografiche contemporanee più avanzate. Opere per lo... Inoltre, a parte la Pinacoteca di Pio VI e la Galleria delle Carte Geografiche, viene ristrutturato completamente in senso monumentale anche l'appartamento di San Pio V, che prende ad ospitare gli arazzi della Scuola Vecchia e della Scuola Nuova, capolavori di Raffaello e della sua bottega, depositati da almeno un quinquennio nella Floreria Vaticana e tradizionalmente esposti al pubblico un solo giorno l'anno in occasione delle festività pasquali. Iniziativa napoleonica fu anche la promozione del quattrocentesco appartamento Borgia al luogo espositivo, riconosciuto come idoneo a custodire sculture di età moderna. Anche questo un locale del tutto inutilizzato, con gli affreschi di Pintoricchio trascurati e negletti. Tutti ambienti, quelli elencati, che conserveranno la funzione espositiva negli anni della Restaurazione, grazie soprattutto
all'impegno di Canova in difesa dell'operato francese. Fondamentali le relazioni inviate dall'artista tra il 1814 e il 1816 al cardinale di Stato Ettore Consalvi. L'appartamento Borgia, in particolare, diventerà, come noto, Pinacoteca Vaticana nel 1816, quando vi saranno ricoverati i dipinti restituiti allo Stato Pontificio dal Musée Napoléon. Dunque, varietà di proposte, confronto agevole e immediato tra testimonianze di arte antica e di arte moderna, pubblica esposizione di tesori nascosti, ostensione di opere di seconda e terza grandezza, ampliamento degli itinerari di visita. Conquiste davvero non da poco. La confisca dei manufatti provenienti dagli scavi archeologici e dagli edifici religiosi soppressi assicura inoltre in quegli anni l'incremento delle raccolte. Così parliamo delle collezioni dei due musei. Una macchina organizzativa sperimentata negli anni della Repubblica, in uso in Francia e negli altri territori dell'impero, sovrintende ai trasferimenti. La selezione è operata come consuetudine da una commissione composta di artisti ed eruditi specializzati in arte antica e moderna. Tra loro il direttore dell'Accademia di Francia, Guillaume Lethier, è l'unico forestiero e l'unico a non aver avuto legami con il precedente governo pontificio. E altri sono i conservatori dei musei, D'Este e Tofanelli, e gli antiquari Guattani e Fea. Il procedimento di acquisizione è fatto di passaggi chiari e precisi, primariamente il riconoscimento agli oggetti di un'identità e di un valore estetico e patrimoniale attraverso la catalogazione, secondariamente il trasferimento nei depositi sotto la sorveglianza di personale specializzato, infine la pubblica esposizione. Al Museo Vaticano sono destinate le antichità provenienti dagli scavi, al Museo Capitolino sono destinati i dipinti di età medievale e moderna provenienti dai conventi, secondo criteri, pubblica esposizione realizzata secondo criteri aggiornati alla pratica museografica contemporanea, ovvero secondo raggruppamenti tematici e iconografici per le antichità e secondo raggruppamenti cronologici e geografici, dunque secondo scuola, per i dipinti. Contrariamente a quanto accaduto in altri contesti, per esempio nel Regno d'Italia, in territorio lombardo, emiliano, veneto, le operazioni di incameramento sono condotte a Roma con estrema moderazione. Dopo aver preso atto delle altisonanti valenze storiche e artistiche delle chiese cittadine, le autorità ne garantiscono infatti l'inviolabilità, la riapertura al culto e la sorveglianza e conservazione a spese della municipalità. Complessivamente 6 catacombe e 135 chiese di tutte le epoche e di tutti gli stili, senza esclusione degli edifici medievali, sono dichiarate intoccabili. Le stesse autorità dispongono inoltre la mappatura del patrimonio mobile in esse contenuto, la prima iniziativa del genere a Roma, che conferma l'inamovibilità dei tesori e la prassi della conservazione in situ. Le requisizioni seguenti alla soppressione degli ordini riguardano dunque questa volta, in questi anni, soltanto i conventi annessi alle chiese e neanche tutti i conventi. I documenti superstiti certificano infatti soltanto 2 campagne di incameramento all'inizio e alla fine del 1811 che coinvolgono in tutto 35 conventi per complessive 250 opere sottratte. Per lo più dipinti di medie e piccole dimensioni, proprio perché ospitati nei locali conventuali ridotti rispetto a quelli delle chiese, dipinti che spaziano dai fondi oro a tavole e tele quattrocentesche, cinquecentesche e seicentesche, con una rarefazione delle testimonianze contemporanee. I soggetti sono per lo più sacri, ma non mancano paesaggi, ritratti e non poche sono le copie di celebri capolavori, alle quali la cultura accademica attribuiva, come noto, un giudizio di valore molto alto. Si tratta di opere, quelle requisite nell'11, estranee dunque al novero dei capolavori,
che propongono nel complesso una ricostruzione lineare della storia dell'arte, non trascurando le epoche di decadenza e di transizione. Non è difficile cogliere vicinanze con quanto accade in quegli anni al Musée Napoléon. Nel complesso, dunque, morigeratezza nelle confische e accettazione da parte delle autorità delle specificità di un contesto considerevolmente stratificato. La direzione sembra essere quella di un doppio binario, quello della conservazione nei musei e quello della conservazione nei contesti originari, una direzione che le autorità restaurate continueranno, come noto, a perseguire. In questo scenario, mi avvio a concludere, non stupisce che le autorità imperiali abbiano recepito solo parzialmente i suggerimenti che Dominique Vivant Denon diede loro. In visita a Roma alla fine del 1811, il direttore del Musée Napoléon, ispezionando chiese e conventi e dichiarandosi molto preoccupato per la sorte delle opere là custodite, incitò al trasferimento massiccio nei musei finanche degli affreschi. Propose inoltre la creazione nel chiostro di Santa Maria degli Angeli di un museo dei monumenti composto del materiale scultoreo, in particolare monumenti funebri, sottratto alle chiese e ai conventi soppressi. Una proposta debitrice all'esperienza del Museo dei Monumenti francesi di Alexandre Lenoir, che il direttore pensò potesse realizzarsi attraverso il coinvolgimento a Roma del direttore dell'Accademia di Francia Lethier, di Canova e di Camuccini. Le sue idee, tuttavia, lontane dai convincimenti dei conservatori romani, non attecchirono. L'istanza del museo non riuscì ad imporsi su quella del territorio e il patrimonio artistico di appartenenza ecclesiastica resistette in gran parte alla migrazione verso le sale espositive. Secondo questo indirizzo si sarebbe mossa la pratica della tutela pontificia negli anni della Restaurazione. Grazie.